È da tempo che Union Mare Veneto è impegnata con forza a rappresentare le istanze di questo territorio e a chiedere maggiore considerazione per una parte importantissima di quella che continua ad essere il primo comparto produttivo di questo territorio. A Caorle, mutuando il titolo del PNRR, abbiamo presentato un momento di confronto con le principali istituzioni locali, regionali e nazionali, chiedendo appunto autonomia turistica territoriale, un piano di ripresa e resilienza per l'autonomia turistica territoriale del Veneto. Abbiamo stimolato un dibattito su questo tema ed accolto con grande entusiasmo la proposta dell'assessore Calzavara che, riprendendo il decreto legislativo 85 del 2010, ha sottolineato la necessità di far sì che il demanio torni ad essere una competenza esclusiva delle regioni. Peraltro stiamo continuando a supportare anche l'azione dei sindaci della costa all'interno della conferenza dei sindaci, appoggiando Roberta Nesto e tutto il team di amministratori del Veneto, ma facendo anche in modo che il modello Veneto possa sempre di più essere un modello di riferimento anche a livello nazionale. È per questo che siamo stati impegnati anche a Roma in occasione del G20, dove si è ridiscusso, oltre che del tema delle località fisarmoniche e quindi dell'opportunità di dare alle località turistiche che durante il periodo estivo raggiungono numeri ragguardevoli, maggiori e più concreti strumenti per la gestione della qualità dei servizi per la cittadinanza e per gli ospiti, ma si è parlato appunto anche di autonomia, di concessioni demaniali, di come il sistema produttivo che ruota attorno al tematismo balneare debba essere tenuto maggiormente in considerazione. Abbiamo molto apprezzato nell'incontro che abbiamo avuto con il ministro Daniela Santanchè anche questo approccio industriale al fenomeno turistico dichiarato dal ministro e che sarà oggetto di un piano industriale che da qui a breve il Ministero presenterà per indicare le vie di sviluppo e le prospettive di crescita del turismo balneare, che si conferma essere il fondamento del fenomeno turistico in Veneto come nel resto d'Italia. Senza spiagge non esiste fenomeno turistico. Abbiamo veramente appreso con grande entusiasmo il fatto che questi temi che da tempo Union Mare Veneto, in sinergia con gli amministratori locali, in questa ideale grande cabina di regia pubblico-privato sta portando avanti con tenacia, cominciano ad essere prese in considerazione e quindi incassiamo in qualche modo i primi risultati di questa azione e siamo molto soddisfatti da questo punto di vista. Il ministro Santanchè, in occasione dell'incontro che ha avuto con gli amministratori e con le categorie, ha esplicitato che questo governo sarà al fianco delle imprese ed in particolare avrà intenzione di difendere le imprese balneari. E noi siamo soddisfatti perché il Veneto da sempre ha assunto un atteggiamento serio e responsabile anche nei confronti dell'annoso tema delle concessioni demaniali. Non ci siamo mai sottratti ad un confronto anche con il precedente governo sulla necessità di avviare una riforma organica del settore. È arrivato il tempo che vengano introdotti nell'affrontare quelli che ormai appaiono inevitabili percorsi di evidenza pubblica dei criteri meritocratici per riconoscere a chi fino ad oggi ha gestito in maniera premurosa e puntuale un bene pubblico la possibilità di poter ottenere la riassegnazione delle concessioni demaniali. Non ci stancheremo mai di sottolineare come le spiagge sono un bene pubblico, ma le aziende che insistono su quel bene pubblico sono aziende private, sono aziende che sono state costruite, create dagli operatori economici del Veneto e del resto d'Italia in anni di sacrifici e di investimenti e che hanno partecipato in maniera così determinante a identificare il primato di Regione del Veneto come prima regione turistica italiana. Il Veneto è considerato come non mai anche a livello nazionale. Il ministro Salvini, che ha partecipato in coda all'evento del G20, ha sottolineato non solo l'importanza dei numeri che vengono espressi dalla costa, ma anche questa grande capacità di sinergia e di collaborazione pubblico-privato che
continua ad essere il vero segreto del primato turistico territoriale del nostro tematismo, ed è per questo che le categorie economiche continueranno a dare il proprio sostegno, il proprio contributo al G20S, alla conferenza dei sindaci della costa e a tutti gli amministratori che lavorano per mettere in sicurezza una componente economica che ha profonde ricadute sociali ed occupazionali, e per questo deve essere tenuta sempre più in considerazione anche a livello nazionale.